L'azienda di trasporto pubblico di Treviso conferma la guida di Giacomo Colladon per altri 3 anni, scongiurato il rosso in bilancio, anche se di poco, meno 15% di biglietti, dobbiamo aumentare gli utenti e adesso arrivano i bus a chiamata. Era stata accusata dalla nuora di aver abusato sessualmente del nipotino di 7 anni e oggi la sentenza, l'anziana assolta per non aver commesso il fatto. Il giallo del 64enne ucciso nella sua casa a Jesolo, si indaga per omicidio volontario, sopralluogo dei carabinieri nel negozio, giovedì l'autopsia, fiori davanti alla tabaccheria. Con la loro auto 2 giovani tamponano violentemente una gazzella dei carabinieri in servizio, in tutto 4 feriti in ospedale, accertamenti sulle condizioni dei 2 ventenni. Essere originaria del Marocco e leghista non è una contraddizione, parla la 35enne italo-marocchina, candidata a sindaca a Parra di Soligo con una civica ma tesserata del Carroccio. Gli alpini di Preganziolo hanno iniziato questa mattina sotto la pioggia battente la marcia a piedi verso la dunata di Vicenza, prima tappa Zero Branco, per noi un ricordo della nostra giovinezza. La Dunata Nazionale degli Alpini Antenna 3 è pronta a raccontarvi tutti gli eventi della grande festa delle penne nere, da venerdì a domenica, speciali, collegamenti e dirette non stop, e stasera a Ring il coro Ottetto Analpini. Questa sera a Castelfranco la prima proiezione in Veneto del documentario che racconta attraverso la voce dei soccorritori la tragedia della Marmolada e le sue 11 vittime. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, il Jobs Act voluto dal governo Renzi al centro del dibattito politico dopo le firme lanciate dalla CGIL per un referendum che lo abolisca. Dunque noi vi chiediamo, lo vedete, lavoro, cancellare il Jobs Act di Renzi. Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 16 26 691, se invece volete rispondere no in rosso 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto durante la nostra trasmissione in prima serata Ring. Questa mattina dunque l'avete sentito dai titoli, l'assemblea del consiglio di amministrazione di MOM che ha confermato Colladon presidente ed approvato il bilancio in attivo dopo i 2 milioni di perdita dell'anno scorso. Gli utenti sono però in calo del 15% e le prossime sfide sono quelle di incrementare i biglietti ed abbonamenti anche attraverso sperimentazioni come i bus a chiamata e la lotta a chi sale sui bus senza pagare. Giacomo Colladon ha riconfermato la guida di MOM all'unanimità, approvati bilancio di esercizio 2023 e sostenibilità. Chi si aspettava un cambio di rotta è rimasto deluso. Il CDA dell'azienda pubblico-privata che gestisce il trasporto pubblico nella Marca ha deciso per la continuità. Riconfermato Colladon, come riconfermato per il socio privato Autoguidovie il consigliere Stefano Rossi. Unica novità quella della seconda consigliera, Elena Canà. Se nel 22 il bilancio aveva avuto una perdita di 2 milioni, il rendiconto del 23 è stato chiuso con un utile di 72.000 euro. Se l'aumento del prezzo dei biglietti è già stato deliberato l'anno scorso, non ci sono all'orizzonte nuovi adeguamenti, ma interventi per ottimizzare i costi come il servizio a chiamata. L'esercizio del servizio a chiamata che partirà in forma sperimentale a breve, le nuove stazioni, perché ricordo anche gli investimenti che sta facendo MOM su tutte, quella di Treviso con l'ex Cuore sulla quale si sta ragionando, la nuova sede di Via Castellana, indicano un'azienda che investe ancora nel patrimonio e che cerca di valorizzare le proprie risorse passando da sedi in affitto a sedi di proprietà. Soddisfatto Colladon che si avvia a festeggiare i 50 anni di lavoro nel trasporto pubblico locale con un piano economico finanziario ambizioso. Sono, ricordo, nell'arco di 9 anni 89 milioni sul materiale rotabile, 24 su infrastrutture. Entro aprile del prossimo anno arriveranno 138 nuovi autobus, 60 sono in autofinanziamento, arriveranno 21 autobus elettrici, molti autobus a metano, quindi stiamo rinnovando completamente la flotta, ma stiamo investendo anche in infrastrutture. I tempi non sono facili, il calo degli utenti rispetto al 2019 è del 15%, per questo si cercano sistemi per incrementare abbonamenti e biglietti con iniziative nuove come appunto il servizio a chiamata che partirà a breve. Saranno i comuni di Treviso, il comune di Villorba e Vittorio Veneto, ma questo non vuol dire fermarsi qua.
ma è una situazione che cercheremo di fare anche in altre realtà. Altro problema è quello dei cosiddetti portoghesi che salgono sui bus senza pagare, fenomeno che tocca il 6% degli utenti. Sarà anche un'altra iniziativa che stiamo mettendo a punto per potenziare i verifiche e i controlli. Anche con i discussi premi agli autisti che faranno pure i controllori. Abbiamo chiesto la disponibilità degli autisti in via volontaria, alcuni hanno risposto positivamente e nelle ore che ovviamente hanno impegnate nel loro normale servizio potranno anche fare delle operazioni di verifica. Uffici postali a rischio soprattutto nei comuni più piccoli, colpa del processo di privatizzazione delle poste. La CISL di Belluno Treviso lancia l'allarme e convoca assemblee in tutta la provincia. Mercoledì 8 maggio a Conegliano, nella sala comunale Campolongo, Motta di Livenza al Cinema Turrioni, giovedì 9 a Castelfranco presso il centro parrocchiale Don Bordignone, poi a Treviso, a San Zeno. I lavoratori delle poste lanciano l'allarme. Il processo di privatizzazione con la cessione sul mercato di una parte delle quote messo in atto dal governo strapperà i territori decine di uffici postali. A farne le spese saranno i piccoli comuni che subiranno anche il taglio dei portalettere, come è accaduto a Montaner, frazione di Sarmede, dove l'ufficio postale apre soltanto un giorno a settimana. Maturando quel servizio pubblico, i privati dovranno fare cassa e per fare cassa taglieranno i servizi sul territorio. E noi siamo molto preoccupati perché in alcune parti del nostro territorio, non solo la provincia di Belluno, ma anche parti della provincia di Treviso, pensiamo a tutta la zona collinare pedemontana, rischia l'abbandono del servizio postale. In provincia di Treviso ci sono 1.300 dipendenti tra i 185 uffici postali, 10 i centri di recapito. In provincia di Belluno i dipendenti sono circa 350, un centinaio gli uffici postali. Un territorio che rischia di restare orfano di presidi importanti, un'operazione che sta passando sotto il completo silenzio, denuncia la CISL. Un fenomeno in atto che è quello di un differimento della consegna non immediata delle poste, delle lettere, dei pacchi, vedremo questo fenomeno che si amplificherà. Non vogliamo un servizio postale che sia a perdere, sia chiaro, perché è chiaro che deve mantenersi il servizio, si deve pagare, ma una quota di quelle risorse sono di scopo sociale, non possono essere solo finalizzate al profitto. Noi chiediamo questo, quindi chiediamo il ripensamento del progetto di privatizzazione. Operazione che porterebbe nelle casse del governo una cifra che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Ed ora torniamo a parlare della tragedia avvenuta a Jesolo. Si indaga per omicidio volontario. I carabinieri stanno lavorando a tutto campo per far luce sulla morte di Roberto Basso, il tabaccaio di Jesolo trovato senza vita in casa in una pozza di sangue. Giovedì l'autopsia. Abbiamo visto che sono entrati di notte e stanno facendo un po' la ricerca delle telecamere della zona per vedere appunto se riescono a ricostruire, penso, le ultime ore prima della morte. Sono indagini a 360 gradi, come si evince anche dalle testimonianze, quelle dei carabinieri per far luce sul giallo intorno alla morte di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato lunedì mattina dal fratello Andrea in una pozza di sangue al piano terra della sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio, ma il caso è ancora avvolto nel mistero. Basso, infatti, sarebbe stato trovato con segni sul collo compatibili a quelli dello strangolamento e, secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, potrebbe essere morto per alcuni colpi alla testa, inferti da un corpo contundente che si sta cercando tra le 22 e le 24 di domenica notte. Solo l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cristina Mazzarolo, potrà però stabilire con certezza cosa sia accaduto. Ancora molti i dubbi al momento. Il lasso di tempo di circa un'ora da quando il fratello l'ha trovato a quando ha dato l'allarme. L'ipotesi di una rapina andata a male, come teme anche chi lavora accanto al 64enne, ma non si esclude nemmeno quella del delitto passionale. Tenendo conto che in questo periodo la stagione non è ancora partita del tutto, quindi non ci sono ancora molte persone che arrivano, le prime ipotesi che diciamo tra di noi, tra clienti, tra colleghi, è che probabilmente se si tratta appunto di un omicidio a scopo di rapina, forse era una persona che lo conosceva, comunque che sapeva le sue abitudini, tenendo conto che abitava su una zona isolata lui. Quindi probabile sì che essendo un omicidio avvenuto di sera, magari il ladro dice ci avrà l'incasso del fine settimana, quindi pensava magari di
poter rubargli l'incasso del weekend. Dopo un sopralluogo in casa dove alcune stanze sono state trovate sottosopra, gli investigatori, che si sono avvalsi anche dell'utilizzo di un drone scandagliando i campi circostanti per trovare ogni traccia possibile, si sono spostati nella tabaccheria di Piazza Marina, ora posta sotto sequestro, dove alcuni testimoni dicono di aver visto una luce accesa alle primissime ore dell'alba. Da chiarire anche come mai il portone d'ingresso dell'abitazione di via Antiche Mura fosse bloccato a chiave dall'interno, gli infissi serrati tranne forse una finestrella secondaria semi-rotta. Dettagli al vaglio degli investigatori, mentre tra chi conosceva Roberto e tra i suoi familiari resta lo shock, la perdita di una persona che tutti, come la cugina vicina di casa, definiscono buona e riservata. Una persona tranquilla. Lui aveva la sua attività in spiaggia. Andava via mattina, veniva a casa a mezzogiorno, si arrangiava per le sue cose, tornava a lavorare al pomeriggio, tornava a casa sempre così. Questa era la sua vita. Ed ora torniamo alla cronaca dal Trevigiano, accusata di aver abusato sessualmente del nipotino, assolto la nonna 78enne. Assolta per non aver commesso il fatto. È terminato il processo con rito abbreviato per una nonna di 78 anni, residente in un comune della Pedemontana, accusata dalla nuora di aver abusato sessualmente del nipotino. L'anziano, che soffre di una malattia degenerativa con gravi problemi di deambulazione, secondo la denuncia presentata dalla madre del bimbo di 7 anni, avrebbe toccato il piccolo più volte e in più occasioni quando stava con lei in casa. Ma il legale dell'anziana ha ribattuto punto per punto alla tesi del pubblico ministero Maradona. Il legale ha rimarcato come la denuncia sembrasse strumentale a risolvere le questioni economiche riguardanti la separazione tra i due ex compagni. La donna infatti avrebbe presentato la querela nel 2022 dopo essere stata allontanata dall'abitazione dal suo stesso compagno, figlio della 78enne. Terminato il processo e l'incubo per la nonnina. Giovani tamponano violentemente una gazzella dei carabinieri, 4 i feriti, è caduto la notte scorsa. Maxi multe invece per un ultra settantenne recidivo, positivo all'alcol test e alla guida di un motocarro sotto sequestro. L'auto dei carabinieri percorreva la strada Canizzano nel comune di Treviso in servizio perlustrativo quando è stata travolta da una Volkswagen Golf con a bordo 2 giovani, un 22enne ed un 29enne. Un impatto violento, 4 persone sono finite in ospedale. I 2 militari, un vicebrigadiere ed un appuntato scelto, hanno riportato contusioni e dimessi con alcuni giorni di prognosi, mentre i 2 occupanti dell'autovettura sono stati trattenuti in osservazione ma non sono in pericolo di vita. Accertamenti ora in corso per verificare la dinamica del sinistro. Intanto continuano serrati i controlli dei carabinieri sulle strade della Marca. Un singolare episodio ha visto coinvolto un ultra settantenne alla guida di un motocarro che, dopo essere stato controllato e sanzionato il 1° maggio dai carabinieri nella zona del Montello perché positivo all'alcol test con tasso superiore a 1,70, è stato avvistato il giorno dopo alla guida del medesimo veicolo da un'altra pattuglia dell'Arma, sempre sotto l'effetto dell'alcol. Per il guidatore è scattata, oltre alla denuncia penale, anche una multa di quasi 2.000 euro per l'utilizzo del veicolo abusivamente utilizzato per circolare, benché già sottoposto a sequestro dopo il primo controllo. Nelle ultime ore i carabinieri hanno scovato altri 4 automobilisti ubriachi alla guida delle vetture, tutti positivi all'alcol test, per loro denuncia e ritiro della patente. Auto in fiamme in via della Pace a Cornuda, l'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di una Polo diesel parcheggiata all'interno di un'auto rimessa di un condominio, nessuna persona è rimasta coinvolta, le squadre sono accorse dal distaccamento di Montebelluna da Treviso con 2 autopompe, un'autobotte e 13 operatori, evitando l'estensione dell'incendio ai box presenti all'intero fabbricato. Danni da fumo a tutto il seminterrato, le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ora siamo alla politica. Europei, la loggia dei 300, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, ha ufficializzato la sua candidatura ambiente, sostenibilità e valorizzazione del tessuto economico locali, temi da portare a Bruxelles. Poi l'appello all'unione di partito dopo le polemiche legate alle ultime esternazioni del generale Vannacci.
io sono fiero di essere lì, lo dico sinceramente, sono molto fiero perché nonostante qualche fuga in avanti di sti giorni, noi siamo un partito estremamente, anzi un movimento, ecco, estremamente identitario certo, ma inclusivo. Fiero di correre sotto il simbolo del carroccio, il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera ufficializza la candidatura alle elezioni europee con la benedizione di chi quel simbolo nel territorio veneto lo ha rappresentato a lungo, diventando padre politico di tanti leghisti oggi sindaci e amministratori. Credo sia la somma di quello che Treviso ha sempre portato e ha sempre dimostrato. Non mi soffermo dicendo che Treviso sia prima provincia leghista, ma per il carattere che ha, soprattutto venetista. L'appello all'unione di partito dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alle uscite del generale Vannacci, mentre la pioggia non ha fermato l'arrivo di colleghi e amici a dimostrare il loro appoggio e anche quello di tanti amministratori di altri colori politici. Ma sotto la loggia dei 300 è il verde a dominare. Da Canera a Barbisano il sostegno alla candidatura arriva anche dalla regione. Verde come ambiente e territorio, temi che il candidato vorrebbe portare al centro dei tavoli a Bruxelles. Il tema della sostenibilità che si declina in praticamente tutti gli ambiti, perché la sostenibilità tocca anche sicuramente molto l'industria, che in questi anni è stata colpita anche dalle dinamiche europee non molto corrette nei confronti del nostro paese. Dobbiamo riportare al centro quello che è l'industria e la produzione che nel nostro territorio è molto forte. Contrastare la delocalizzazione delle aziende e riuscire a intercettare i fondi per sostenere l'economia locale. L'in bocca al lupo anche del sindaco Conte, che ribadisce però la linea ferrea del ruolo unico o in Europa o a Treviso. Ognuno può ricoprire al meglio un solo ruolo, quindi o europarlamentare o vice sindaco. Mi dispiace perché dovesse essere eletto perdiamo un grande vice sindaco, ma conquistiamo un grande europarlamentare. Attacca invece Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, che annuncia di presentare un esposto per violazione delle regole di par condicio dei candidati leghisti Manera e Conte alla Treviso in rosa. Baldin che la definisce propaganda senza pietà della beneficenza. A fare scalpore il cartello elettorale sventolato da Rosanna Conte alla corsa in rosa, pettorina numero 1. Si sfila dalla polemica invece Alessandro Manera. Ero presente in qualità di assessore allo sport, spiega, come erano presenti tutti i componenti della giunta. La polemica di Baldin è strumentale e priva di senso. Farà di Soligo verso le elezioni amministrative. A sorpresa c'è una nuova candidata, una giovane donna italo-marocchina che ambisce alla conquista del municipio con la civica Farra Futura, ma con in tasca la tessera della Lega. Mi sento vicina a quella Lega moderna, dice, rappresentata in Veneto da Zaia. Sorpresa nella corsa al municipio di Farra di Soligo, Sana Ed Dami Viviani, 35 anni, originaria del Marocco, si candida a sindaca con la civica Farra Futura, ma non fa mistero di essere iscritta alla Lega. Contraddizione con l'origine straniera? Assolutamente no, risponde ai cronisti. In realtà io non la vedo una contraddizione, perché credo fermamente nei principi dell'autonomia e anche nel principio dell'attaccamento alle proprie radici. E io ho origini contadine e quindi insomma vedo più cose in comune in realtà che cose insomma diverse da me, anche perché la Lega ha fatto comunque un percorso di essere un po' al passo con i tempi e comunque sicuramente a livello regionale. Arrivata in Italia ad un anno, laureata in scienze politiche, si è stabilita per amore a Soligo, dove vive con il marito e una figlia piccola, e da mamma, dice, punta molto alle politiche per la famiglia, dal sostegno alla natalità all'aiuto agli anziani. Ci sarà molto del sociale e poi senza ovviamente dimenticare che siamo un territorio a vocazione agricola e quindi è importante dare supporto concreto ai nostri agricoltori perché io ricordo che il patrimonio UNESCO lo abbiamo grazie a loro. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in studio, meno 3 giorni alla 95esima adunata nazionale degli alpini e come ogni anno Antena 3 racconterà ogni evento della 3 giorni di Vicenza con i nostri inviati sul campo.
Tutto pronto e tutti già pronti per la 3 giorni alpina di Vicenza. Antena 3 come ogni anno sta organizzando con le ultime tecnologie di trasmissione la copertura totale degli eventi in programma. A partire dai collegamenti in diretta nei telegiornali che stanno già raccontando l'attesa della città e l'arrivo delle penne nere da tutta Italia. Ma è da venerdì che seguiremo tutte le cerimonie ufficiali a partire dall'alzabandiera in Piazza dei Signori, in contemporanea con i sacrari del Pasubio e del Monte Cimone, di Asiago e del Grappa, oltre che dalla colonna mozza dell'Ortigara. Eventi che comporranno dalle 21 uno speciale alpini con le immagini più belle di tutti gli eventi della giornata. Sabato invece inizieremo dalle 11, alternando alle notizie del giorno le impressioni alpine di Vicenza con i nostri inviati, che dalle 13 daranno il via ad una non-stop di collegamenti continui, alternando gli eventi in centro storico, come il lancio dei paracadutisti in Parco Querini, ai commenti delle penne nere che raggiungeremo negli accampamenti allestiti sia a Vicenza che nei comuni limitrofi. Poi dalle 20:30 inizierà la serata dedicata alla musica e al canto, con le esibizioni di 4 fanfare allo Stadio Menti, alternate ad oltre una cinquantina di cori che si esibiranno nelle chiese cittadine. Non mancherà l'atmosfera della serata con collegamenti dal cuore della città. Infine domenica la nostra diretta della sfilata inizierà dalle 7 con i commenti e le emozioni sia della città appena sveglia che dal punto di ritrovo degli alpini per l'inquadramento e l'inizio dello sfilamento, e dalle 8:45 con l'arrivo del Labaro nazionale tutta la sfilata senza interruzioni, anche con i vostri messaggi, che si concluderà con immagini dedicate del passaggio della Stecca con Biella e la Maina Bandiera verso il nuovo appuntamento di giugno con la Triveneta Alpina di Bibione. Le prime partenze degli alpini trevigiani verso Vicenza, questa mattina le penne nere di Preganziol con una quota di Vedelago si sono messi in marcia sotto una pioggia battente verso Altavilla Vicentina. È iniziata così questa mattina la lunga marcia degli alpini di Preganziol verso la 95esima adunata nazionale di Vicenza. A salutarli i bambini e tanti genitori delle elementari, ma anche una pioggia battente che però non li ha scoraggiati. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di stare insieme e dopo di vivere intensamente quella che è l'adunata. Per tutti anche un salto indietro al tempo del servizio militare, rispolverando vecchie abitudini che non possono mancare nello zaino prima di andare in marcia. Ho fatto il corso ufficiale a Aosta, del 77esimo corso, se magari qualcuno mi sente magari ci telefoniamo, e dopo sono andato al Trento, quindi in Valpusteria a Monguelfo. Senta, ma non sono bastate le marce che ha fatto in gioventù? No, non sono bastate. Ed è in questo sorriso che si percepisce la consapevolezza e l'orgoglio di essere alpini, anche se col tempo certe abitudini sono venute meno. E la crema allo zinco per le vesciche se la porta sempre dietro? Non serve, siamo ormai, ma gli alpini non hanno paura, si sa, e anche se c'è qualcosa si supera senza grossi problemi. E anche la pioggia incessante per tutta la mattinata fino alla baita alpina di Zero Branco, accolti dal locale gruppo per il rancio di mezzogiorno. Poi nuovamente in marcia verso Piombino Dese per la notte e a seguire Villa del Conte, Torri di Quartesolo per arrivare ad Altavilla Vicentina nel pomeriggio di venerdì dopo aver marciato per quasi 100 chilometri. Dopo le operazioni di varo della nuova passerella pedonale su strada Noalese in zona aeroporto effettuate nel mese di aprile, il 10 maggio è in programma il collaudo ad opera della ditta appaltatrice. Verranno adottati i seguenti provvedimenti viari dalle ore 20 di venerdì 10 maggio e fino alle ore 12 del giorno successivo. Strada Noalese sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la nuova rotatoria del centro commerciale Canova e via Le Canevare. Verrà comunque garantito l'accesso ai veicoli e pedoni diretti dalla stazione aeroportuale, l'uscita veicolare dall'aeroporto Canova per i veicoli con svolta a sinistra. Sono state inoltre confermate le indicazioni di accesso alle aree park definite in occasione del varo. L'accesso al Park B verrà garantito per chi proviene da Treviso su strada Noalese, mentre per chi proviene da Quinto di Treviso sarà necessario seguire la deviazione su strada Boiago e via Serenissima prima dell'innesto nel tratto percorribile di strada Noalese. La tragedia della Marmolada raccontata attraverso le parole dei soccorritori di quel 3 luglio 2022. Il documentario a firma di Manuele Zarpellon e Giulia Lorenzato sbarca per la prima volta questa sera in Veneto con la proiezione a Castelfranco. Ho visto Davide, ho visto la montagna, ho rivisto Davide, non c'era più.
La tragedia della Marmolada, 3 luglio 2022, la valanga di ghiaccio e roccia che si stacca, travolge e trascina via con sé 11 alpinisti. Manuel Zarpellone, Giorgia Lorenzato, anche in memoria dell'amico Paolo Dani, guida alpina e componente del soccorso alpino, una delle vittime, tornano sul posto, raccolgono nuove immagini ma soprattutto ascoltano i soccorritori. Quando vedi le persone sui ghiacciai che si muovono, devi andare, no? Per rendere omaggio a una figura come Paolo dovevamo raccontare il mondo del soccorso alpino. Quelli del soccorso alpino ci hanno detto subito: se vi chiamiamo mollate tutto e scappate di corsa. C'era una grande sofferenza. Con Giorgia abbiamo scelto di andare veramente come fossero dei familiari quelli che andavamo a incontrare. In molta leggerezza, è stata questa la nostra, credo, cifra nell'aver messo a nudo una verità che è il dolore di queste persone, senza scavare però nel dolore. Meravigliose, persone che ci hanno veramente fatto scoprire cosa vuol dire aiutare gli altri e quello che significa anche essere una comunità di montagna. Il racconto di una pagina terribile che restituisce però una montagna pregna di umanità e sensibilità. 38 le interviste realizzate, 3 mesi di riprese. Il documentario, presentato all'ultimo Trento Film Festival, ha vinto il Leone di Vetro 2023. Inizia ora il suo viaggio nelle sale del Veneto. Si parte con Castelfranco. Sa se ci saranno i familiari di Davide ed Erika? Sì, saranno, sono stati invitati, sì, e quindi, ma non solo, ci saranno anche i familiari di Gianmarco e di Emanuela, quindi, e poi chiaramente abbiamo rivolto diciamo, l'invito a tutti i nostri soci. Mi pare di capire che la sala è già piena. La sala del cinema Esperia farà fatica a contenere tutte le persone che vorranno, con la loro presenza, rendere omaggio alla grande macchina dei soccorsi della Marmolada. Ed è stato veramente toccante dal punto di vista umano. Non ci si abitua alla fine, poi porta tutto a casa. 7 giorni di eventi, proiezioni di film e presentazione di libri, oltre che momenti di divertimento e riflessione contro le discriminazioni. Torna dal 12 al 18 maggio a Treviso il Cupido Festival. Lotta alle discriminazioni e promozione dei diritti civili attraverso una serie di eventi che faranno anche quest'anno la cornice del Cupido Festival, organizzato dal coordinamento LGBT di Treviso. La settimana è quella che ruota attorno al 17 maggio, giornata mondiale contro l'omobitransfobia. Momenti musicali di aggregazione, proiezione di film, una mostra fotografica, convegni e presentazioni di libri. Evento clou il 17 maggio con uno spettacolo comico alla Loggia dei Cavalieri. Eventi che mirano a diffondere una sensibilità per rendere Treviso una città sempre più inclusiva. È fondamentale lavorare tutti i giorni per il mantenimento e la conquista di diritti che ad oggi sì, qualcosina abbiamo, però in realtà la discriminazione è quotidiana e lo vediamo in vari luoghi, che siano luoghi di lavoro ma anche per esempio in piazza. Succedono ancora purtroppo molti episodi di violenza e forse quelli più critici sono all'interno delle mura della casa. Anche quest'anno il festival gode del patrocinio del Comune di Treviso. Perché è un festival che negli anni ha dimostrato e sta dimostrando di fare cultura per la parità e di cui c'è molto bisogno, e per la crescita delle persone. Tra l'altro è un festival diffuso, quindi che la città ha accolto, non è un festival che nasce solo in alcuni luoghi deputati ma in diversi locali. Per noi ci sarà la Loggia dei Cavalieri, che è un po' il cuore della città, che ospiterà uno spettacolo comico, ma sono molti anche i momenti di approfondimento. Quindi direi un festival che mette la persona al centro, astiene il giudizio e cerca invece l'approfondimento. Bambini e anziani insieme per la sicurezza a Monasteri, il progetto Civismo senza età promosso dai Vigili del Fuoco di Treviso con il presidio ospedaliero Giovanni XXIII, il comune di Monasteri e l'RSA Villa delle Magnolie. 540 bambini, 180 anziani, generazioni diverse che insieme prenderanno parte al progetto Civismo senza età. 2 giorni, il 9 e il 10 maggio, in cui grandi e piccoli saranno coinvolti in attività di formazione e sensibilizzazione alla sicurezza. I bambini e gli anziani interagiranno, i bambini faranno le prove per prendere il loro diploma di piccolo pompiere in erba, gli anziani invece che hanno fatto il corso insieme con i pompieri il giorno prima saranno chiamati ad esprimere delle loro
valutazioni che siamo certi che saranno sempre fatte con buon cuore e saranno sempre positive. In questo modo gli anziani fanno un'esperienza di gioco, di divertimento, vengono stimolati dall'energia dei bambini e recuperano anche un ruolo di adulti ancora validi, attivi e responsabili. Gli anziani rappresentano il nostro passato, l'esperienza, la saggezza, mentre i bambini rappresentano il futuro e quindi è fondamentale seminare e noi vorremmo che un seme attecchisse sui bambini per arrivare ad avere una comunità più sicura. Presenti al progetto tutti gli enti che rappresentano il sistema integrato di protezione civile, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia Stradale, Locale e Protezione Civile. Vorremmo veramente che questi bambini che rappresentano il nostro futuro avessero tanta sete di cultura della sicurezza. All'interno della struttura di Villa delle Magnolie gli anziani riceveranno anche un aggiornamento sul corso di formazione Casa di Riposo Sicura, volto a istruire su come difendersi al meglio in situazioni di pericolo, mentre i vigili del fuoco istruiranno operatori, infermieri e medici sul tema del soccorso inclusivo. Le modalità di portare all'esterno in sicurezza e senza creare disagio agli ospiti laddove si dovesse verificare un'emergenza per terremoto. Ed ora parliamo della grande festa delle Pantere. Ieri sera a Conegliano una squadra che ha vinto tutto e che si prepara già ai primi addii. Bellissimo, penso ancora più bello da finire il mio carriera così e compleanno, ok, modo più bello, sì, così. La festa, l'abbraccio dei tifosi e il momento dell'addio. È Robin de Cruyff il primo tassello a staccarsi dal puzzle. Con la sua ultima partita tocca il tetto d'Europa e con lei le Pantere che hanno fatto sognare la marca. Un puzzle che inizierà a prendere forma già dalle prossime settimane. Una squadra, quella dell'Imoco, che ha dimostrato anno dopo anno e con una rosa sempre nuova di riuscire a portare a casa sempre il risultato. Sesto scudetto di fila e con la vittoria di domenica in Turchia anche la Champions. Più di così non potevamo fare la stagione perfetta senza perdere una partita, però giusto così, forse non avremmo trovato quelle energie che abbiamo trovato poi vincendo scudetto e Champions League. Siamo orgogliosi del cammino che abbiamo fatto. Stagione che coach Daniele Santarelli definisce memorabile. Ragazze speciali, forse il miglior gruppo che abbiamo mai avuto in questi anni. Sul tetto dell'Europa, questo volevamo tornare sul tetto di Europa e abbiamo fatto e abbiamo realizzato i nostri sogni. E ai tifosi ieri sera, già con lo sguardo alla prossima stagione, il capitano Johanna risponde così. Ovviamente sarà una stagione diversa, nuova squadra, ma Imoco sempre punta sul massimo. La coppa che suggella il titolo europeo è nella Marca trevigiana, l'obiettivo è farla restare all'ombra delle colline del Prosecco. Il tifo del resto non è mai mancato e Conegliano ieri sera lo ha dimostrato. Diamo appuntamento qua il prossimo anno per l'ennesima festa. È una promessa. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Chiusura della caserma dei Carabinieri di Gosaldo. Il sindaco Stefano da Zanche l'ha appreso dalla stampa. Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, afferma il primo cittadino. Siamo stati lasciati soli dalle istituzioni. Le precisazioni sono arrivate al termine di una giornata convulsa fatta di verifiche con gli uffici comunali per capire se fosse davvero arrivata la comunicazione ferale della chiusura definitiva della caserma dei Carabinieri. Nulla, salvo una PEC senza allegati arrivata venerdì scorso dal comando provinciale dei Carabinieri di Belluno. Così il sindaco di Gosaldo, Stefano da Zanche, ha appreso la notizia dalla stampa ed è andato su tutte le furie. Noi ad oggi, io ho verificato anche adesso a Luna quando tutti i dipendenti del comune sono usciti dal comune, non è arrivata nessuna PEC. Io per iscritto non ho niente. Che la chiusura definitiva della stazione dell'Arma fosse nell'aria era noto oramai da tempo e per questo motivo il sindaco si era fatto portavoce dei suoi cittadini ad ogni livello istituzionale. L'unica ad attivarsi è stata la Regione, che lo scorso 3 maggio ha scritto ai ministri della Difesa e dell'Interno per evidenziare l'importanza di mantenere il presidio dell'Arma a Gosaldo. Non siamo stati supportati dalle varie istituzioni, dalla prefettura, provincia. Parliamo di salvaguardare la montagna, mantenere i servizi in montagna, valorizzare la montagna e sono i primi che ci vengono a togliere determinati servizi. Vorrà dire che attualmente
i vari concittadini che sono sul territorio, ma a dire che dovremo spostarci. È un fiume in piena il sindaco di Gosaldo. Mi restano le scuole, eppure queste sono condannate dai numeri, commenta D'Azzanche, che dal giorno del suo insediamento si è battuto per il mantenimento di un presidio dello Stato nel suo comune, che d'inverno ed estate si riempie di turisti, ai quali giustamente devono essere dati i servizi. A Gosaldo, per dire, manca anche il vigile urbano. Al momento nemmeno la disponibilità di avere la presenza di un carabiniere una o più volte alla settimana in municipio rasserena gli animi. Andare avanti un mese, 2, 3 forse, questo qua dopo va a scomparire. È entrata nel vivo la campagna elettorale a Ponte nelle Alpi per il rinnovo del sindaco del Consiglio Comunale. Dopo avervi presentato il candidato del centro-sinistra, Roger De Menec, oggi conosciamo la candidata sindaca Elena Levorato per il centrodestra. Che la scelta è maturata quasi un anno fa. È maturata dopo comunque un periodo di riflessione e è stata determinata dalla volontà di apportare qualcosa di nuovo a Ponte nelle Alpi. 41 anni, avvocata, sposata, un figlio. Elena Levorato, outsider della politica, è la candidata sindaca su cui scommette il centrodestra pontalpino, che nella logica dell'alternanza ritiene siano le prossime elezioni il momento giusto per cambiare. La volontà è quella di apportare un rinnovamento, di cambiare qualcosa e di mettere a disposizione quella che è la mia esperienza. I codici in una mano, l'impresa nell'altra, ed è proprio sulla riorganizzazione della macchina amministrativa che Levorato intende puntare. Una revisione che vuole essere un passo in avanti, che vuole essere un confronto con tutti quanti fanno parte della macchina amministrativa, quindi in primis i dipendenti, con le associazioni, con i comitati frazionali e soprattutto che diventi un punto di ascolto concreto per i cittadini di Ponte nelle Alpi. Il dialogo e il confronto, gli strumenti che la candidata sindaca di Ponte nelle Alpi mette a disposizione dei cittadini. Il confronto è fondamentale e sarà, diciamo, ciò che io comunque metterò in campo nei primi giorni, nei primi 100 giorni. Non c'è nessuna intenzione di fare promesse irrealizzabili. C'è la volontà, secondo me, di forse fare un passo indietro, cioè ripartire dal concreto, ripartire dalle basi. Quasi 800.000 euro per rifare il look agli interni del Teatro Buzzati di Belluno è quanto previsto dal decreto relativo alla programmazione degli interventi relativi ai grandi progetti beni culturali. Un riconoscimento per uno dei simboli della cultura bellunese, ha commentato il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, e alle sue parole si sono aggiunte quelle dell'assessore bellunese Raffaele Addamiano. Dopo oltre 30 anni il teatro sarà sottoposto a un intervento di riqualificazione interna che lo renderà a tutti gli effetti un teatro moderno, confortevole e di prestigio. Ed è stata pubblicata questa mattina all'albo pretorio del comune di Belluno l'ordinanza che ha già per oggetto l'abbattimento urgente di 4 sofore radicate in piazza Castello all'interno dell'area del cantiere per la sistemazione del belvedere. Le piante sono state supervisionate da un dottore forestale che ne ha consigliato la sostituzione per il raggiungimento del cosiddetto limite stazionale. Le 4 piante saranno sostituite da altrettanti carpini con un fusto del diametro di 15 centimetri, rassicura l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccon, anche se c'è da scommettere che l'abbattimento non sarà indolore. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso sud. Ancora qualche disturbo sul nostro territorio, ma tempo in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 8 maggio. Sul Veneto la pressione inizia ad aumentare. Al pomeriggio sarà possibile qualche residuo temporale sui monti e sulle pianure limitrofe. In diradamento entro sera, più soleggiato altrove.
Temperature in ripresa, minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese tra 20 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in giornata saranno ancora probabili delle piogge sparse alternate a schiarite, fenomeni meno probabili sulle zone costiere. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci sparsi che tenderanno poi a diradarsi, lasciando spazio a tratti più soleggiati. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.